Ma abbiamo concluso la riunione un paio di minuti fa, nel senso è stata una riunione importante che segue una nota di concitazione, di preoccupazione e di ansia. Voi avete già dato notizie di quello che è accaduto in queste ore. È una Venezia martoriata, come dopo il sindaco racconterà della sua esperienza, di quello che vede, di quello che ha intenzione di chiedere per Venezia e poi altre parti del Veneto, perché ricordo che oltre al grande disastro di Venezia, apocalittico, per usare un termine che usò il capo della protezione civile Borrelli in occasione di Vaia, poi c'è stata ovviamente questa ondata di maltempo interessata anche altre parti del Veneto, non so, Caorle abbiamo la spiaggia distrutta e il mare è risalito nei canali, Chioggia acqua nel centro storico di Chioggia, Pelestrina tutta sotto acqua, abbiamo sfondamenti arginali nella zona di Concordia, abbiamo il Lemene interessato da altri movimenti, insomma ce n'è per tutti i gusti, Scardovari, la sacca di Scardovari, quindi il Polesio, delle foto di Scardovari raccapriccianti, letteralmente rasa al suolo. Allora noi abbiamo avuto da un lato ovviamente l'acqua alta e quindi la marea, dall'altro lo scirocco, la bora che non ci hanno aiutato. Abbiamo uno scenario che ci preoccupa anche nelle prossime ore, questo ve lo devo dire, perché voi sapete che noi abbiamo aperto lo stato, l'unità di crisi l'avevamo già aperta ieri e noi siamo preoccupati per le precipitazioni nevose. Qualcuno dice vabbè, ma stiamo parlando di allagamenti a neve della c'entra moltissimo, perché purtroppo ci aspettiamo almeno altri 120 cm di neve in due tornate, quindi due nevicate. L'ARPA ci dà dei dati che sono preoccupanti e purtroppo nevicherà in un contesto nel quale c'è caldo, perché questo è un clima da scirocco e quindi si sta prospettando, io non voglio inquietare nessuno ma ho l'obbligo di dire queste cose, si sta prospettando uno scenario stile 2010. Nel 2010 noi avevamo avuto le nevicate precoci, se ve ricordate, era fine ottobre 2010, primi di novembre 2010, e a un certo punto arrivò lo scirocco, il mare non riceveva più, perché quello scirocco il mare non riceve, alta marea, la neve si è sciolta e abbiamo avuto quello che è stato 235 comuni alluvionati su 574 di allora, 10.040 famiglie e imprese sotto acqua, ci fu 1 miliardo di danni riconosciuti carte alla mano, dopodiché insomma quella è una gestione commissariale che ci ricordiamo ancora. Ecco, in tutto questo contesto dico, ci siamo sentiti con il sindaco Brugnaro, che è stato non sul pezzo di più, perché devo anche dire che se non dovesse funzionare la previsione di ARPA basta parlare con lui, perché è sempre assolutamente performante su questo tema. Mi ha chiesto da subito, devo riconoscerlo, che nella assoluta tempestività mi ha detto Luca, lo stato d'emergenza, noi abbiamo dichiarato lo stato d'emergenza ovviamente per Venezia, perché Venezia è il nostro capoluogo, è patrimonio dell'umanità, e poi per tutte le altre località, lo dico per tranquillizzare i sindaci, per tutte le altre località, e qualora ce ne fosse qualcuna non ancora dentro lo stato d'emergenza, funziona sempre la stessa vecchia regola. Lo stato d'emergenza di crisi, scusate, è assolutamente aperto e quindi anche implementabile, perché poi noi non abbiamo notizie dell'ultimo lembo di territorio. Va il mio pensiero alla persona che ha perso la vita, ho parlato anche non più tardi di un quarto d'ora fa con il Presidente del Consiglio, ho sentito un po' tutti, ecco, ringrazio i miei colleghi, Rossi della Toscana, Totti della Liguria, Attilio Fontana della Lombardia, Fedriga, poi insomma mi hanno chiamato un po' tutti, rappresentanti del governo. Ho parlato con il Presidente Conte, voi non so se lo sapete già, sarà qui stasera verso le 5, da quel che dice si fermerà anche qui la notte e poi faremo sopralluoghi a cavallo tra stasera e domani mattina. Io non aggiungo altro, poi il dottor Borrelli vi ricorderà la procedura, no? Perché noi abbiamo fatto lo stato di crisi, dopodiché ci sarà una dichiarazione dello stato d'emergenza e quindi con i primi stanziamenti. A me interessa dire che noi siamo sul pezzo e preoccupati. Ringrazio i presenti, ringrazio il sindaco Brugnaro, al quale poi passerò la parola, Sua Eminenza il Patriarca di Venezia,
con gli stivali, posso dirlo, con gli stivali, e anche con lui ci siamo sentiti e siamo orgogliosi di avere un patriarca così, lo possiamo dire, perché lì sul pezzo a noi piacciono così i patriarchi. E ringrazio il dottor Borelli, e ci siamo sentiti anche di notte, tardi, presto, a tutte le ore, anche stamattina presto, e il prefetto Zappalorto, che abbiamo iniziato a sentirsi già da ieri, ovviamente il capo dei vigili del fuoco Dattilo, che è parte integrante, insomma, se i vigili ci fossero bisognerebbe inventarli, lo dico sempre, saluto il questore, insomma, saluto tutti quelli che sono qui. L'Enel, siamo preoccupati dell'Enel, mi raccomando, con l'Enel, perché qua manca la corrente, giusto? Da molte parti, si comporta bene. E, insomma, un ringraziamento a tutti e ai cittadini, ecco, l'appello alla prudenza, perché questo sono chiuse le scuole a Venezia, molti ragazzi, guardate, centinaia di ragazzi mi scrivono su Instagram per chiedere notizie delle scuole, al di là che possa anche suscitare simpatia e qualche sorriso, però siamo preoccupati, tant'è vero che stiamo pensando sul fronte, quantomeno quello nevoso della montagna, di valutare anche un provvedimento per far chiudere le scuole, ma a tutt'oggi non è definito. Passo la parola al sindaco, grazie. Ringrazio il Presidente della Regione Luca Zaia per avermi ascoltato da subito e per aver poi attivato tutte le procedure nazionali che lui, ahimè, conosce bene. E saluto e ringrazio essere presente il capo dei Vigili del Fuoco, il capo della Protezione Civile, che è stato mandato qua espressamente su espressa anche la richiesta, oltre che del Presidente della Regione, il capo del governo. Poi voglio ringraziare il prefetto, che ha collaborato in maniera generosissima per tutte le giornate che abbiamo vissuto a Venezia, e devo dire che si è creata un'amicizia e una stima profonda che ci consente di superare una serie anche di dubbi, perché nessuno ha la verità in mano quando succedono queste cose. Poi voglio ringraziare le forze dell'ordine, le voglio elencare tutte perché sono state veramente straordinarie. Inizio dalla polizia e dai carabinieri, che subito sono resi disponibili nel piano. Abbiamo fatto un piano di emergenza che è stato fatto, diciamo, quasi più a seguito di un'esperienza nefasta che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso io l'avevo già dichiarato più volte, ma nessuno mi ha ascoltato, che abbiamo rischiato questa tragedia pari pari, abbiamo sfiorato la cifra di oggi di 20 centimetri. 20 centimetri di acqua per Venezia sono tutto, perché superano le barriere delle case, dei negozi, dei ristoranti, degli alberghi, dei musei, di tutti i luoghi, anche delle abitazioni a piano terra, e questo superano la barriera, in questo caso a Pellestrina. Ancora oggi ci sono i ragazzi in questo momento dentro le case, è come se fossero dentro una piscina, perché l'acqua non defluisce e quei lavori sono stati fatti al Mose. Sono temi che si intrecciano, per cui le emergenze, io ringrazio il direttore dell'emergenza che con noi evidentemente abbiamo il governo al nostro fianco. Poi voglio ringraziare Sua Eminenza il Patriarca di essere qui, non solo perché porterà, spiegherà cosa c'è sulla Basilica, ma perché è una nostra guida spirituale, la mia sicuramente, la città sicuramente, e insieme a me siamo andati a visitare le persone. Io ho avuto dolore stanotte, perché magari non sono neanche molto lucido, però abbiamo esattamente rivisto quello che è successo l'anno scorso, solo che quest'anno cos'è capitato? Allora, la marea quest'anno è stata 187 cm contro i 194 della tragedia del 66. Lo dico per chi era bambino come me, io sono nato nel 61, dopo quella tragedia del 66, dove oltre a Venezia sono inondate anche le campagne, per cui giusto il riferimento che ha fatto il Presidente al resto ci sta, però è stata varata dallo Stato italiano, dal Parlamento italiano, la legge speciale per Venezia. È stata fatta perché a quei tempi, che io ancora oggi, visto i contatti che ho avuto, si capisce che Venezia è un biglietto da visita di tutto il paese. Qui non si tratta di voler ragionare in maniera, come posso dire, localistica, ma dobbiamo riconoscere che il centro storico di Venezia, la laguna e le isole, sono uno dei biglietti straordinari che il paese ha. È per questo che siamo così attenti, perché la stampa e la comunicazione mondiale ci guarderanno se siamo in grado di risolvere questi problemi. È stata varata una legge proprio specifica, si chiama legge speciale per Venezia e la sua laguna, proprio per questo. E da lì è nato tutto il sistema del Mose, che attraverso lo Stato, perché è lo Stato che ha gestito questo, ha pensato di farlo in questo modo, con una quota fissa alle bocche di porto, le 3 bocche di porto. Ancora oggi stiamo parlando. Io ho letto sui giornali che si alzavano queste bocche di porto, ritengo non sia corretto. Qualche ora fa mi ha chiamato il Presidente della Repubblica. Io lo voglio ringraziare per l'ennesima volta, l'ho già fatto, lo faccio ancora con convinzione. Una persona per bene che rappresenta il paese, a chi ha gli interessi
proprio internazionali dell'Italia. Qui non stiamo più parlando di un problema locale, stiamo parlando di un problema mondiale. O noi sappiamo difendere le nostre eccellenze, oppure vuol dire che non meritiamo di essere eredi di questa grande civiltà, 2000 anni di civiltà. E allora qui siamo tutti insieme. Noi dobbiamo decidere di fronte a una grande tragedia, come è questa, e lo capirete man mano che verranno fuori i conti dei danni che sono successi e dei disastri, quello che non si vede ma che si vedrà. Ci si renderà conto che abbiamo due scelte: o ci dividiamo o ci uniamo. O la città diventa unita così, tutte le istituzioni insieme, dove ognuno fa il suo, nessuno vuole, io non sono l'ultimo che può indicare cosa fare gli altri, però dico guardate, dobbiamo collaborare insieme. C'era la gente che piangeva oggi, perché hanno perso tutto. Non stiamo parlando di povera gente, non è questo il punto. Il punto è che non c'è più certezza, non sai più come puoi fare a vivere, e se non vogliamo lo spopolamento della città dobbiamo dare certezza. Non possiamo sicuri che questa cosa, se non cambiamo qualcosa, ricomincia ancora. Oggi siamo qua col decreto. Io ringrazio veramente di cuore lui, quando lo dico sapete che sono una persona sincera, lo ringrazio di cuore perché subito ha capito, subito non ha avuto incertezze, e il capo della protezione civile altrettanto lo ringrazio di cuore, perché capisce che qui il tema è fondamentale, è la vita stessa della città. Non si tratta di quantificare i danni soltanto, ma il futuro della città, perché lo spopolamento nasce anche da questo. Se un ragazzo vede che stiamo dando soluzioni, pensa di venire a vivere in un centro storico, non comincia a pensare di andare via, perché non riesce più a vivere in questo mondo. Abbiamo 5 battelli, e uno può dire ma che sciocchezza è, 5 battelli che sono gravemente lesionati, 2 sono ancora bloccati sopra i Masei in piazza San Marco, vicino a piazza Marco. Noi con quei 5 battelli costruiamo le linee di Venezia, non si costruiscono i battelli domani mattina, e costano molti soldi questa cosa. Cioè dobbiamo avere la certezza che tutto il paese capisce che oggi ci giochiamo la credibilità internazionale. Non sono i veneziani, perché sono nati lì. Queste persone sono abituate a convivere con l'acqua alta. Le scene che vedete, le fotografie che vedete, grosso modo, le avete già viste. Il dramma è che quei 20 centimetri in più non riesco a spiegarli e fanno la differenza. Ed è per quello che siete tutti quanti qua. Perché i veneziani lo diranno, lo capirete man mano. C'è gente che, ripeto, che stava piangendo. Allora, io penso che abbiamo un'occasione storica per finalmente risolvere i problemi. Li affronteremo con la protezione civile, per quello che compete giustamente l'emergenza. Ma poi dobbiamo pensare a intervenire sul sistema delle difese a mare. È inevitabile questa cosa. Allora, dobbiamo primo partecipare in qualche modo, in qualsiasi modo, non chiedo nulla di particolare, ma che la città e comunque il sindaco e l'amministrazione siano presenti per capire a che punto sono queste cose. Non ve lo so dire, non lo so. Però abbiamo speso un sacco di miliardi e non possiamo giocarci la brutta figura. Dobbiamo essere sicuri che il porto possa continuare a vivere anche in presenza di un Mose chiuso. E io più volte ho sollecitato di scavare Vittorio Emanuele, che si tratta di rimetterlo in sicurezza. Sarebbe la valvola di sfogo del porto. Quale sarà l'armatore che viene a Venezia se pensa che poi rischia di bloccare la nave all'interno? Stiamo parlando del lavoro di migliaia di persone, signori. Stiamo parlando della vita di questa città. Questo non è retorica, è la cosa vera. I ragazzi, i suoi uomini in questo momento stanno ancora spegnendo un incendio che si era cominciato. Per fortuna avevamo questo dispositivo gigantesco che abbiamo messo insieme, io e il prefetto, lui mi ha creduto. Avevamo le statistiche ufficiali che davano 145-150. Io ho guardato i battimetri e ho detto guarda, vi vado in barca da quando so picco, fidate, mettiamo dentro tutto un percorso di sicurezza ulteriore che non sbagliamo mai. Lui si è fidato, tutti quanti, carabinieri, polizia, il suo, il vigile del fuoco, mi hanno dato ragione, ci siamo messi là, abbiamo messo, l'Enel ha messo degli uomini, perché l'ha detto che è qui la responsabile del nord-est, mi ha creduto, dentro la cabina di San Giobbe abbiamo messo un uomo fisso dalla mattina, e mi ha mandato anche la fotografia perché non ero convinto che io fosse, perché l'anno scorso ha cominciato a entrare acqua dentro, ci mancavano le pompe, e quest'anno l'hanno messo, e con l'Enel siamo andati molto bene. Certe volte in pezzi di città è mancata la corrente, certe volte per volontà, perché abbiamo tolto la corrente, tant'è che la persona che è deceduta, e di cui esprimiamo condoglianze, era un anziano a Pellestrina che gli era saltato il contatore, è andato a riaccenderlo, tutta acqua dappertutto, non aveva i tappi, molto probabilmente, adesso saranno indagini a vedere, e se l'ha fulminato. Ecco perché dobbiamo efficientare la città. C'è da fare mezzo impianto antincendio che manca, cifre enormi, ma lo diciamo, ma qua tutti lo dicono. Adesso bisogna farle, dobbiamo fare le fognature che non ci sono. Parliamo di dover sostenere l'ambiente. Stiamo parlando della città sicuramente più bella del mondo. Può dire quello che vuole Renzi su Firenze, ma Venezia è 100 volte più bella, ed è 100 volte più delicata, ed è 100 volte più meravigliosa, più misteriosa, più affascinante. Per cui dobbiamo prima di tutto crederci noi, non possiamo farci dare lezioni dagli americani, dai francesi, dai tedeschi che ci vengono a dare i consigli. Dobbiamo dimostrare che stavolta ce la facciamo. Partiamo dall'emergenza, ok.
prendiamo atto, io il mare non lo fermo, oggi uno dà un battello mega siga di strage, era la colpa mia che era l'acqua alta, cioè l'acqua eccezionale, però è un dato di fatto, il cittadino non sa più a chi io gli ho detto mi scusi, farò di meglio, questo è un dato di fatto, però solo così riusciamo a dare un futuro ai ragazzi, se partendo da una qualcosa di veramente straordinariamente grande e difficile riusciamo a coordinarci a trovare le migliori risorse. Ringrazio ancora anch'io il capo del governo, il ministro De Micheli con cui ho parlato e di cui devo dire ho grande fiducia, oggi sarà qua anche lei, mi sembra di aver capito, e ripeto, tutte le persone di buona volontà che si stanno asciugando i negozi, che stanno pulendo le cose, i ragazzi, i giovani a cui abbiamo detto sospendi, non sospendi la scuola, tutte le persone che non hanno trovato il battello perché oggi sono caduti i pontili, e sono successe tante cose, abbiamo quelle barche che ci mancano per fare un servizio continuato, per cui ci scusiamo già oggi del disservizio. Pensate, oggi alcuni taxi si sono messi a disposizione gratuita senza che nessuno gliene avesse chiesto per portare le persone a gratis da un pontile a un altro. La solidarietà nei momenti di difficoltà viene fuori e l'Italia dà il meglio di sé. Grazie. Grazie Sindaco. Buongiorno a tutti. Intanto il pensiero a chi ha perso la vita e poi alcune impressioni che ho avuto in queste ore. Prima di tutto io vorrei che mi piacerebbe che si vedessero le immagini di piazza San Marco ieri sera intorno alle 10:22:30, 23. Io non ho mai assistito a una cosa del genere. Ho visto la piazza molte volte colma d'acqua, ieri c'erano delle onde che sembrava di essere in riva al mare. Purtroppo devo dire una cosa, che un anno fa avevamo vissuto una situazione analoga ed era chiaro che si sarebbe potuta ripetere in modi analoghi. Abbiamo visto in modo ulteriormente accentuato ieri notte. Stamattina ho telefonato al sindaco, al prefetto e al governatore, li ho trovati subito, soprattutto li ho trovati disponibili a condividere un pensiero che vorrei condividere con voi anche in questo momento. Venezia non è una città bella, è una città unica e voi dovete aiutarci a far passare questo messaggio, che un intervento di soccorso a Venezia richiede tempi, risorse, procedure che un'altra città non conosce. Quindi abbiamo una città bella, una città magnifica, una città fragile, una città che deve essere capita e io spero che questa sia un'occasione anche perché insieme, in modo condiviso, si ripensi la città, si ripensi a quelle che sono le difficoltà su cui ci incontriamo e scontriamo ormai da anni. C'è un sistema di difesa della città che non entra mai in atto, c'è il passaggio delle navi, si toccano tanti interessi. Forse questo mio discorso può dispiacere a qualcuno e io mi dispiaccio di non essere simpatico se dico questo, però lo dico semplicemente pensando alla città come veneziano, come persona che ama questa città. L'altra cosa che vorrei dire è che vengo da un giro che mi ha impegnato tutta la mattinata, in parte l'ho fatto da solo, in parte l'ho fatto col sindaco perché aveva degli strumenti che io non ho. Abbiamo visto della gente disperata, abbiamo visto gente che ci diceva un anno fa eravamo in situazioni analoghe, gente che deve fare i conti con danni nelle proprie attività. Ecco, l'ultima cosa che mi preme dire, la Caritas diocesana e il seminario sono disponibili e siamo già in contatto con il comune che ci ha segnalato alcuni casi.
di persone che possono essere ospitate, possono essere accolte. Abbiamo una 70ina di posti già pronti. Ecco, chi volesse usufruire può accedere. Abbiamo messo un numero verde che può essere contattato per i casi di necessità. Noi stanno a cuore soprattutto le persone fragili, quelle che faticano a vivere di giorno e di notte quando il clima è favorevole. In questa situazione siamo particolarmente vicini a loro. Ecco, detto questo, io ho fiducia perché nel pre-incontro che abbiamo fatto sopra ho visto sia le autorità cittadine, sia il Presidente, sia il Prefetto, ma anche la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, che sono persone che conoscono la situazione particolare di Venezia. A voi chiedo veramente che passi il messaggio che Venezia è una città ferita, che non può essere ferita ogni anno nello stesso modo e che è una città unica per cui bisogna avere dei criteri diversi perché richiede degli sforzi economici anche a livello nazionale diversi rispetto ad altre città. Grazie. Un po' di roba, Sì, grazie Presidente. Così tutti possono avere. Tanto grazie a tutti di essere qui. Grazie. Come tutti sapete, questo l'hanno già detto tutti coloro che mi hanno preceduto, questa è una città molto fragile, molto vulnerabile, piena di testimonianze del patrimonio artistico e grazie al cielo, devo dire, le vittime sono limitate rispetto a ciò che è avvenuto e questo già ci conforta. Questa cosa ci conforta perché diciamo nella straordinarietà, o forse ormai diventata ordinarietà dell'evento che questa città deve sopportare, le vittime sono limitate. Però dobbiamo anche continuare perché l'emergenza non è finita, l'ha detto bene il Presidente prima, le previsioni meteo fino a domenica non sono previsioni favorevoli, quindi non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo stare vicini a coloro che hanno avuto dei danni. Noi stiamo aiutando la popolazione a votare l'acqua, stiamo intervenendo a Pelestrina in particolare perché c'è un bacino molto grande con un modulo di alta capacità che è accreditato anche a livello europeo, cioè Venezia ce l'ha perché ce l'ha il meccanismo europeo di protezione civile, ma lo stiamo impiegando adesso a Pelestrina. Sapete che è difficile arrivare con i battelli, in questo momento sta arrivando a Pelestrina e già dal pomeriggio potrà vuotare questo grande bacino delle opere, come ha detto il Sindaco, annesse al museo. Per quanto riguarda poi, lo dico alla Sua Eminenza il Patriarca, avevamo sottoscritto anche un accordo un paio di anni fa anche per il ricovero, ove fosse necessario, mettendo a disposizione il personale che può venire da tutta Italia del patrimonio artistico, quindi noi possiamo anche, ovviamente trovando i posti più adatti dove poterlo preservare o più in alto o in altri posti, e l'avevamo firmato per il Sindaco che appena fatto, questa cosa me la ricordo molto bene. Stiamo cercando anche attraverso la rete di coloro che si occupano delle disabilità di stare più vicini a quelle persone che hanno diciamo diverse abilità e che quindi non riescono a mettersi in sicurezza normalmente. Noi ci occupiamo del soccorso, ovviamente saremo sempre presenti. In questo momento ci sono oltre 100 uomini concentrati solo sulla città di Venezia. Poi ovviamente, siccome è stato tutto il territorio, come ha detto bene il Presidente, anche Treviso, anche Lemene, anche la provincia di Padova, in questo momento a Padova c'è anche un grosso incendio, quindi stiamo cercando di riuscire a intervenire su tutta la regione proprio sono venuto da Roma apposta perché conosco la fragilità di questa città e quindi sono venuto da Roma e ho portato con me il capo dell'emergenza perché si renda conto anche lui e che così possa mobilitare tutte le sezioni operative per quanto ce n'è necessità attraverso il COC che è già stato istituito all'ufficio del comandante
comunale dei vigili urbani, della polizia municipale e al CCS che è stato convocato dal signor prefetto presso la sala operativa unica che abbiamo in Marghera. Siamo ovviamente a disposizione e quello che vi chiedo è di avvisare la popolazione di stare molto attenta ai bollettini meteo, perché l'autotutela in questi casi è molto importante anche per la salvaguardia delle proprie vite. Grazie. Grazie. Innanzitutto voglio rivolgere anche io il mio pensiero alla vittima di questo evento emergenziale che abbiamo vissuto. È la 33esima vittima dall'inizio dell'anno. Dall'inizio dell'anno abbiamo registrato 174 eventi estremi sul nostro territorio nazionale, eventi che hanno causato danni, feriti e appunto morti. L'evento di ieri sera è un evento assolutamente straordinario, neanche io avrei immaginato di doverlo vivere, visto che l'anno scorso avevamo già vissuto un evento simile, lo ricordava prima il sindaco. Intorno alle 23:15 il prefetto Zappalorto, che ringrazio, mi ha chiamato e mi ha detto: noi qui abbiamo dei livelli e abbiamo una previsione di livelli mai visti per quanto riguarda l'acqua alta nella città di Venezia. Mi sono subito sentito con il presidente Zaia, era già stata istituita da tempo l'unità di crisi, quindi ci siamo raccordati e ho informato prontamente il presidente del Consiglio dei Ministri. Ero pronto a convocare il Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile, lo sa il presidente Zaia che l'anno scorso, in previsione della tempesta Vaia, ci chiese lo stato di mobilitazione, quella figura giuridica per cui la Regione, che ha dispiegato tutte le proprie risorse sul territorio, chiede il concorso dello Stato e eravamo pronti a inviare qui colonne mobili delle altre regioni. Il presidente Zaia ha citato tutte quante le regioni che hanno dato la disponibilità, ma unanime è stata la disponibilità, le forze armate, il sistema di protezione civile. Voglio ringraziare anche Sua Eminenza il Patriarca, perché la Basilica di San Marco è stata veramente colpita nuovamente nel cuore vitale della cristianità e quindi noi dobbiamo fare di tutto perché in futuro queste cose non si debbano ripetere, così come stiamo facendo opere imponenti. Ero stato qui solo una quindicina di giorni fa con il presidente Zaia perché si sta facendo un grande lavoro di messa in sicurezza con questo grande piano straordinario del governo Proteggi Italia dopo la tempesta Vaia. Sono gli effetti dei cambiamenti climatici, quindi noi dobbiamo lavorare. Per quello che riguarda noi, Protezione Civile Nazionale, io ho ricevuto il mandato dal Presidente di fare sì che il sistema sia a completa disposizione della città di Venezia e della Regione Veneto, ma voglio ricordare, stamattina mi sono sentito anche con il Presidente Federica, perché ci sono delle criticità anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, ci sono criticità un po' dappertutto, avete visto anche le immagini di Matera, quindi il nostro Paese sta vivendo un periodo climatico che è normale, si direbbe, ma non è normale negli effetti che noi stiamo vivendo. Ci attiveremo, ci siamo già attivati, siamo qui nel pomeriggio, faremo anche le valutazioni per l'immediata dichiarazione dello stato d'emergenza. Il Presidente Conte mi aveva cercato questa mattina mentre ero in volo, quindi noi stiamo lavorando perché già domani si possa arrivare alla dichiarazione dello stato d'emergenza con un primo stanziamento che poi sarà definito, lo vedremo, per i primissimi interventi. Il meccanismo di intervento della protezione civile, ci tengo a dirlo a tutti quanti, quindi è bene che lo sappiate anche voi, è un meccanismo che prevede un primo step che è per le spese di soccorso e assistenza alla popolazione, i ripristini della funzionalità dei servizi, poi una valutazione più di dettaglio, più puntuale, perché
necessariamente lo stato di emergenza, il primo stanziamento non potrà che avere una valutazione speditiva, condivisa con la Regione, con il Comune, di quelle che sono le esigenze. E poi ci sono, come ha ricordato bene il Sindaco Brugnaro, esigenze di carattere strutturale, quelle saranno valutate, saranno gestite al di fuori degli ambiti della protezione civile, perché la protezione civile ha un compito ben definito che riguarda la fase dell'emergenza e il superamento dell'emergenza. Quindi io mi fermerei qui e ringrazierei, voglio dire un'ultima cosa, ringrazierei il sistema di protezione civile di questo territorio, perché io credo che in altre epoche, in altri... Ecco, ringraziamo l'assessore Bottaccini che è sempre presente insieme a Dell'Acqua e tutti gli uomini Soppelza e tutti gli uomini e le donne della protezione civile regionale, così come gli uomini e le donne della protezione civile non comunale. Io credo che il loro lavoro, la loro abnegazione, la loro continua applicazione sono state determinanti per evitare di registrare un numero più cospicuo di vittime di feriti, quindi un tributo ancora più pesante di quel tributo pesantissimo che stiamo pagando per questi eventi. Grazie.